Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa pagina informativa su friulitv.net. Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto mentre si stava recando a scuola in bicicletta. Le sue condizioni sono molto gravi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza a bordo dall'elicottero all'ospedale di Udine in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Polesan a Palazzolo dello Stella, dove l'adolescente abita e studia. Un secondo sinistro, dalla dinamica simile, si è verificato negli stessi minuti alla Tisana, in via Isonzo. In questo caso un giovane, le cui condizioni per fortuna sono meno gravi rispetto al primo, si trova ricoverato all'ospedale del capoluogo della Riviera Friulana in codice giallo. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone e i funzionari dell'ufficio delle dogane hanno rinvenuto e sequestrato in un'azienda dello storico comparto di Maniago 5.400 articoli di coltelleria prodotti in Cina falsamente contrassegnati con il marchio Made in Italy, denunciato il rappresentante legale della società, che è stata a sua volta deferita per la responsabilità amministrativa. Altri 1.600 coltelli, privi delle informazioni obbligatorie sull'origine dei prodotti e pronti per la vendita, sono stati sequestrati in via amministrativa. L'iconica dicitura Made in Italy, vergata sulle lame, è stata sconfessata dal ritrovamento da parte delle fiamme gialle dell'inequivocabile origine estera, attestata dalla documentazione contabile doganale. Guardia di Finanza e amministrazione giudiziaria hanno comminato all'azienda una sanzione amministrativa che va da 10.000 a 250.000 euro per violazione della relativa legge. Prima di concludere questa veloce edizione flash, vi comunichiamo che dalle 15 di oggi è di nuovo transitabile su entrambi i sensi di marcia il viadotto stradale sul torrente Torre lungo la ex provinciale Palmarina a Viscone. L'ente di decentramento regionale di Udine, dopo il controllo definitivo da parte dei tecnici che non hanno riscontrato criticità di stabilità al manufatto, ha dato via libera alla sua riapertura. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.